Malviventi in azione in piena notte a Orotelli, dove è stato preso d'assalto lo sportello bancomat della filiale del Banco di Sardegna situata in piazza San Giovanni nel centro del paese, ma l'incursione a colpi di esplosivo è fallita e i banditi sono scappati a mani vuote. Il comando ha agito attorno alle 3 del mattino. Dopo aver spostato le telecamere di sorveglianza per non essere inquadrati durante l'azione, i malviventi hanno posizionato una carica di esplosivo nel bancomat facendola esplodere. La struttura è stata gravemente danneggiata, ma ha resistito, non consentendo ai ladri di impossessarsi del denaro contenuto al suo interno. A questo punto i malviventi, fallito il colpo, si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Gravi danni invece agli uffici, con vetrate infrante e arredi danneggiati. La detonazione ha svegliato il paese. Sul posto sono accorsi i carabinieri della locale stazione, della compagnia di Ottana e del comando provinciale di Nuoro, che subito hanno avviato le ricerche dei malviventi. I militari hanno eseguito i rilievi sulla scena del crimine al fine di ottenere informazioni utili alle indagini. All'esame anche i filmati delle telecamere di sorveglianza per valutare se contengano immagini che possano indirizzare l'inchiesta. Da segnalare che nell'ultimo mese banche e uffici postali nel Nuorese sono tornati nel mirino dei malviventi. Oltre all'assalto al bancomat di Orotelli c'è da segnalare la rapina alla filiale del Banco di Sardegna di Burgos con un bottino di 100.000 euro, agli uffici postali di Nuoro, Runo e Brunella con un bottino complessivo di oltre 30.000 euro.